E insomma, lo dicevamo da tanto, doveva accadere, è accaduto qui in redazione romana di Hotcorn con Elisa Faccioni. Elisa, ciao, come stai? Ciao Dario, bene, sono molto contenta di essere qui, sono 3 anni che parliamo di questo progetto, oggi siamo qua per parlare del fatto che è stato realizzato, è pronto e lo stanno vedendo tante persone. E parliamo della forma imperfetta dei ricordi. Chiaramente, come dicevi tu, 3 anni, un cammino lunghissimo, un viaggio enorme. Io ricordo quando me ne parlavi non era ancora scritto o era appena scritto, si farà, non si farà. Il bello del cinema è quando poi le cose alla fine si fanno e siamo qui a Hotcorn per poterle raccontare. E allora io chiedo sempre un po' agli autori, qual è l'idea proprio che ha fatto scattare la scintilla del adesso si farà? Non è più soltanto un'idea, un immaginario, un desiderio, forse anche una necessità, ma ho capito che adesso si fa. Ti ricordi quel momento? Me lo ricordo bene. Allora, mi ricordo innanzitutto il momento in cui ho sentito la necessità di raccontarlo, e se posso partire da questo per arrivare poi alla seconda scintilla. La prima è stata nel 2021, quando stavo raccontando ad Eliana il rapporto che stavo vivendo con mia madre in quel momento, che è sempre stato un rapporto molto profondo, molto autentico, però anche abbastanza conflittuale in quel momento della vita, perché io vivevo a Roma da alcuni anni e perché lei si sentiva un pochino trascurata da questo e io un pochino egoista per aver seguito il mio sogno. Quindi cercavo un modo per dialogare con lei, questo è stato il motivo per cui ho cominciato a scrivere questo cortometraggio. E mentre lo scrivevo mi sono resa conto che non potevo farlo da sola perché mi mancava il suo punto di vista, stavo raccontando un rapporto, quindi a due. Io sapevo cosa voleva dire essere figlia, ma non sapevo cosa voleva dire essere madre, quindi le chiesi di scrivere, senza neanche spiegarle bene perché, di scrivere una lettera su cosa significasse essere madre. E questo ha aperto finalmente un dialogo senza conflitto e siamo riuscite a comprenderci, a capirci e quindi è stata un'esperienza molto catartica per riuscire a raccontare un rapporto che cambia nel tempo. E il momento in cui l'ho sentito finalmente possibile è stato quando dopo 2 anni di ricerca fondi, di applicazione ai bandi e così, ricevetti la mail della graduatoria, l'uscita della graduatoria del bando Lazio Crea e la sceneggiatura era stata premiata. È un bando che avevo applicato nel 2022, avevo completamente rimosso anche di averlo fatto perché poi erano stati tanti tentativi. È sempre così quando entrano i soldi, uno si dimentica che... Esatto, e quindi ecco lì, quel bonifico fu l'inizio di tutto. Di tutto, sì. Cioè hai capito, adesso si può fare, adesso bello. Si può fare. E mi hai anche già un po' in parte risposto a quello che ti volevo chiedere, cioè la costruzione dell'equilibrio molto sottile tra il bisogno di Sara, Adele Sì. Dezzi, di partire o anche la paura o resistenza poi di Adela, cioè hai lavorato in un certo senso in sceneggiatura più sulla colpa, sulla tenerezza o su quella rabbia un po' trattenuta? Allora, ovviamente su tutte queste cose, con Adele soprattutto è stato molto facile perché non abbiamo organizzato, lavorato tanto sulla struttura in sé, ok? Ma proprio sul sentimento che portava il suo personaggio. Poi ci sono delle cose anche personali della storia di Adele che io conosco al di fuori del lavoro, la conoscevo da anni prima, che mi hanno fatto pensare che sarebbe stata la persona ovviamente giusta per raccontare questa storia, però ho lavorato molto sul raccontarle anche come io mi sentivo nella mia relazione con mia madre e ho chiesto a lei di raccontarmi quella che era la sua relazione più conflittuale con la persona con chi l'ha cresciuta, ok? E quindi sì, tutte e due queste cose in realtà, sia l'amore sia La rabbia la trattenuta. rabbia, sì. E invece quanto è stato anche difficile approcciarsi a questa il corto, a mio avviso, c'è lo sfondo chiaramente dell'Alzheimer, è molto importante, però ci sono anche altri tanti temi, no? E il rapporto tra madre e figlia è sviscerato sotto tanti punti di vista, secondo me anche questa è una delle cose che lo rendono abbastanza prezioso e unico. Però tu come ti sei approcciata senza cadere nel rischio un po' di fare un qualcosa di, no, didascalico o melodrammatico? Non so se è didascalico, non lo è. Io ti dico di no, cioè secondo noi no, però...
Allora, guarda, io più che sull'Alzheimer mi sono concentrata sul tema della memoria, ovviamente oltre a quello del rapporto madre-figlia, perché per me la memoria è ciò che rende vivo il passato e le relazioni ed non è un semplice archivio, penso che sia proprio un ponte vivo su questo, quindi ho fatto leva sul ponte vivo tra quello che siamo stati, quello che siamo e quindi credo che la memoria non sia altro che parte integrante del tema dell'identità, ok? Quindi nel rapporto che c'è tra Dele e Sara, la memoria diventa una sorta di filo conduttore, anche non invisibile, se vogliamo, perché ho anche utilizzato del materiale di archivio personale per riuscire a raccontarlo in maniera più viva e vera possibile. E quindi, tornando alla memoria, nel momento in cui una delle due perde, sbiadisce, no, questa memoria, torna la forza del rapporto, ecco che ci ricolleghiamo quindi all'altro tema, perché l'importante è che una delle due riesca a ricordare per mantenere vivo questo rapporto. A me ha colpito moltissimo, Logline in realtà è un po' il protagonista, mi ha colpito questa immagine di questo metronomo Sì. che torna più volte. Secondo te cosa misura davvero? Perché a un certo punto sembra misurare una cosa, all'inizio forse Certo. poi ne misura un'altra. Sì, diciamo che è un oggetto simbolico, ricorrente, metafora di, vabbè, chiaramente il tempo che passa inesorabile, quindi comunque è un po' è terribile, però è anche ciò che ci ricorda di vivere il presente, di apprezzare ciò che abbiamo in questo momento, quindi per questo muta, ha doppio significato. Elisa, questo esordio per te è stato un esordio che, come diciamo prima, insomma, questi 3 anni, no? Possiamo dire che sono stati 3 anni anche faticosi, cioè Sì. adesso prende vita, sta avendo una bella distribuzione, però il viaggio è stato pieno di ostacoli. E quindi ti chiedo un po' proprio cosa hai scoperto di te stessa come regista durante questi anni, perché il tema anche della difficoltà giovanile nell'approcciarsi al mondo registico o anche attoriale è un tema comunque a volte molto attuale. Abbiamo visto anche il film di Alberto Palmiero a Roma che ha vinto Tienimi presente, insomma molti lo sviscerano in tanti modi. Tu come l'hai vissuto effettivamente? Sei cresciuta, adesso hai più fame di prima e quindi continuerai, adesso invece dici no, basta, non ce la faccio più. No, non esiste, non vedo l'ora, in realtà sono già qua che sto scrivendo 1000 progetti. No, allora la cosa più importante secondo me che ho imparato è che bisogna scegliere le persone giuste per portare avanti un progetto. Non posso dire, nonostante tutte le fatiche, non posso dire di averlo fatto da sola, anzi penso che si sia creata una vera e propria famiglia attorno a questo progetto che l'ha portata avanti con tanto amore, dedizione e passione. E quindi scegliere le persone giuste è fondamentale per un regista, soprattutto un giovane regista. Per me è una figura di riferimento fondamentale, è stata Eleonora Contessi, direttrice della fotografia di questo cortometraggio, con cui spero di lavorare veramente sempre in futuro. E per me Eleonora è un'artista veramente a pieno, mi sono tanto affidata a lei, quindi questo sicuramente. E poi un'altra cosa è che non si smette mai di continuare a riscrivere, a dare forma al progetto, cioè secondo me non è finito, la scrittura non è finita nel momento in cui scrivi la parola fine sulla sceneggiatura, neanche durante le riprese proprio, anzi tantissime cose poi vengono da sé, vengono in maniera spontanea delle cose che non hai pensato e quindi ovviamente continui a riscriverlo fino al montaggio, quindi non smette mai, ecco, di prendere una nuova forma, che tra l'altro è anche molto coerente con il senso del cortometraggio. Assolutamente. Cambiare forma nel tempo. Senti, ora adesso il cortometraggio, appunto, come dicevo, c'è una distribuzione, inizia a essere visto. Cosa vuoi, se proprio potessi, diciamo, esprimere questo desiderio che resti allo spettatore una volta terminato il corto? Cioè una sorta di sensazione, una domanda, un gesto, una critica, non lo so. Una riflessione, penso una riflessione perché cerco di essere breve. Allora, il tempo passa inesorabile per tutti, ce lo dice questo metronomo e quindi lo sappiamo. È importante delle volte fermarsi e riflettere su quelli che sono dei rapporti tanto profondi ma anche tanto intricati, a volte pieni
di incomprensioni come quelli con chi ci ha cresciuto appunto. A volte tendiamo a darli per scontati piuttosto che a, non lo so, anche a passare meno tempo con queste persone, ci dedichiamo tanto ad altro, quindi semplicemente volevo ricordare insomma che è veramente importante invece nutrire il rapporto con chi ci sta accanto da sempre e fare in modo insomma che, come dire... Forse è un po' questo il lavoro degli autori, cercare in questo tempo che passa di andare fissando dei piccoli punti che non sono altro che i propri lavori, no? Sì. Potrebbe essere vista così come linea temporale. Senti, dicevi stai scrivendo un po' stai scrivendo tante cose, no? Sì. Ma qualcosa si può sapere? C'è qualcosa che pensi possa prendere vita a breve? Sì, allora, in realtà sto attualmente sviluppando la sceneggiatura di quello che credo sarà il mio primo film, la mia opera prima, si chiama Zucchero filato. Parla di temi come la libertà, l'identità, la ricerca di sé, l'importanza di amarsi, di essere vista. Parla di una giovane donna che parte dal mondo del burlesque, si ritrova invischiata nel mondo del sex work, molto diverso, e paradossalmente ricerca una libertà che scopre essere un compromesso. Quindi questa è, diciamo, l'opera prima, che non c'entra. Però no, non ti volevo interrompere, questo però prima è molto interessante, poi l'approfondiremo a Hotcorn senz'altro, quindi al momento stai facendo l'ultima stesura, la seconda stesura? No, in realtà è la prima stesura. Sì, anche perché è un film che, a proposito di riscrittura, come dicevo prima, ho già scritto diciamo un paio di volte, ma poi alla fine alla rilettura mi sono resa conto che non stavo arrivando al cuore, non stavo raccontando quello che volevo e potevo metterci ancora molto più anche di me stessa, perché per me è molto importante, cioè proprio catartica la scrittura, e anche senza rendermene conto, cioè arrivo alla fine e dico wow, quante cose ho imparato su me stessa, su quell'esperienza, ok. Ecco, infatti per quello ti volevo anche chiedere, cioè qual è il tuo metodo di lavoro, no? C'è chi scrive anche camminando e facendosi una passeggiata, c'è chi si chiude un po' nel proprio stanzino ore e c'è chi scrive tra una cosa e l'altra. Tu... Allora, il mio metodo è molto vario e devo dire vado molto distinto, quindi succede che scrivo nelle note del telefono delle immagini magari che mi rimangono impresse, delle frasi, dei pensieri. Molto spesso capita che sto per dormire, invece no, ecco che arriva un'idea e quindi poi perdo 2 ore a star lì ti metti proprio a scrivere? Sì, è capitato delle volte che aprissi proprio Final Draft per farlo, o a volte sono piccoli appunti. Poi all'inizio non so mai bene dove voglio arrivare, so più o meno qual è il tema attorno a cui ruota quell'ipotetica storia, però magari passano dei mesi, più o meno era capitato un po' anche così con La forma imperfetta dei ricordi, poi arrivo lì, mi siedo, prendo tutto quello che ho scritto e quando lo metto insieme cioè diventa qualcosa, crea un suo senso, ok? E quindi questo è un po'. Poi chiaramente io ho una base di sceneggiatura alle spalle, di studi, quindi comunque ho il mio metodo certo. Poi metto in fila, ecco. E poi uso tanti post-it, sono molto analogica in questo, ho la casa piena di post-it colorati. Quindi quello che vediamo anche nel corto, che ci sono dei post-it, sì. Corrisponde anche al vero, alla realtà. Sì. Molto bene, Elisa, grazie mille, noi ti facciamo un bocca al lupo, continueremo a seguire il corto e tutto il resto ovviamente. Grazie mille. Mille.